Ciao da Chris e benvenuti! Il sentiero di oggi ci porterà in una valle perduta lungo le sponde di un fiordo italiano che sembra uscito da un film di Indiana Jones. Per rimanere in tema, percorreremo 3 ponti sospesi, visiteremo un villaggio abbandonato che i local definiscono maledetto e per non farci mancare nulla vi porterò a vedere un'altissima diga. Detto questo, non c'è tempo da perdere, gambe in spalla, andiamo! Il nostro itinerario parte da Rocca, in provincia di Belluno. Qui percorreremo un anello di 12 km attorno al lago di Corlo e il punto di partenza è il cimitero dove si trova sempre parcheggio. Vale la pena una breve deviazione. Lasciandovi a destra il cimitero e proseguendo dritti arriverete al ponte di Polo. Da qui c'è un bellissimo panorama. Ritornando nei nostri passi e costeggiando il cimitero, ci rimettiamo in rotta per vedere gli altri 2 ponti e salire fino al villaggio abbandonato. Ci troviamo sul Ponte della Vittoria, o Ponte delle Corna. Questo è uno dei simboli della zona. Particolarmente affascinante, è stato realizzato con una passerella di legno sorretta da funi d'acciaio, fissati agli storici torrioni di pietra. È incredibile pensare che sotto questo lago un tempo c'erano dei borghi e una chiesa, tutto allagato a seguito della costruzione della diga del Corlo. Sono venuto qui per raccontarvi la vera storia di questa valle perduta. Attorno agli anni 30, qui venne avviato un ambizioso progetto che comportò l'esproprio di terreni e la demolizione di intere borgate. All'inizio degli anni 50, le chiuse della diga qui sotto vengono azionate. La valle lussureggiante a poco viene sommersa dalle acque ghiacciate e color smeraldo del torrente Cismon. Intere borgate con le loro piazzette e fontane saranno solo un vecchio ricordo di foto in bianco e nero. Torniamo nei nostri passi. Dopo aver passato il ponte, ci dirigiamo verso il villaggio abbandonato di Fumegai. Stiamo salendo lungo un canyon naturale scavato dal fiume in migliaia di anni. Qui la roccia calcarea crea scivoli naturali e spettacolari cascate. Qui ragazzi l'intera montagna è una sorgente d'acqua che trasuda dalla roccia, creando qui veramente un clima unico che favorisce muschi, felci e licheni. Qui sembra proprio una selva oscura. Ma subito si sale di altitudine e si arriva al borgo di Boldi, dove il panorama cambia. Qui c'è scritto si lavora per pane e pace. Eccoci arrivati. Siamo a Fumegai. Questo borgo è stato abbandonato per ben 2 volte. La prima subito dopo la costruzione della diga che aveva reso il percorso per arrivare fino a qui lungo ed esasperante. Il borgo poi riprese vita verso gli anni 70 con un gruppo di hippie che però, inspiegabilmente, un giorno fuggirono dalle loro case lasciando tutti i loro averi. La gente del posto non vuole neppure passare di qui e parla di voci e grida terrorizzanti che vengono da questo bosco qui sopra. Io ho conosciuto l'ultimo abitante di Fumegai, Christian, un mio omonimo, che mi ha raccontato che nelle fredde notti d'inverno anche lui sentiva degli strani rumori, degli strani suoni e delle voci provenienti dal bosco. Mi ha confessato che non sarebbe mai vissuto qui senza i suoi 2 cani lupo, amici fidati, che solo loro lo riuscivano a far sentire sicuro.
È ora di tornare verso valle per continuare il nostro giro del lago. C'era la possibilità di continuare lungo un alto sentiero, ma a causa di una frana non è più percorribile. Quindi ritorneremo nei nostri passi fino al lago e lo costeggeremo per tutta la sua lunghezza. Eccoci, ci troviamo sotto il campanile di Rocca. Come potete vedere, qui non c'è la chiesa. Questo perché è stata sommersa dopo la costruzione della diga che ha generato questo lago spettacolare. Il campanile invece è rimasto nel luogo dove è stato costruito. È diventato un simbolo di resilienza per l'intera comunità. Qui c'è un detto popolare che dice che la chiesa è divorziata dal campanile, che solitario, come gli abitanti di Rocca d'Arcier, ha affrontato le sfide nel corso dei decenni. Siamo arrivati alla conclusione di questo spettacolare giro intorno al lago. Se ti è piaciuto, metti like e seguimi.